You ass! Come here, ass! Fuck! Di che stiamo giocando? Oggi Luca e Paolo sono arrivati a casa loro. E qual è sta casa là? Qual è? E mi chiede a me. Perché mi interrompi? Perché sono diventato un incubo ormai. E me lo Non ne chiede a posso me. più ormai. Suoniamo. Sa qual è il problema, capo? Che non vedo lo specchietto da qui. E allora forse è meglio che ti alzi. Sono già in piedi, capo. Cioè alla fine noi in questo viaggio qua dovremmo trovare quello che non va. Invece mi sembra che vadano un sacco di cose in Italia. Senta, simpatico cittadino senese, noi potremmo magari, non so, venire con le camere, parlare un po' con voi. Noi volevamo fare una cosa divertente proprio sul Palio di Siena, possiamo? Non c'è nulla di divertente il Palio di Siena, è la vita e la morte. Sì, vabbè, ma sì, un po' di ironia, come così, no? Io ce l'ho l'ironia, per i cazzi miei. No, vabbè, ma scusi. Ognuno ha l'ironia sua. Tu ti fai l'ironia a casa tua e me la faccio a casa mia. Ma no, dici... Sono dell'oca io. Ho capito che lei... Sono dell'oca. Ho capito. Sono 10 anni che non vinco. Ho capito. Riderci sopra, Ma ma non- rimampestata. Ma non vengo a ridere su di lei, vengo a fare una cosa divertente come l'abbiamo fatta dalle Questo è il altre... senese, questo è il senese. Io sono dell'oca, Sì, ho capito. mica della tartaruga. Che vuol dire? Sono dell'oca. Mi passa quello della tartaruga, per favore. Pronto? No, ma lei non è quello del prima dell'oca? Sono della tartaruga. io. Della tartaruga? Sono la tartaruga. Senta, ho parlato con quello dell'oca. Sta Volevamo... su coglioni quello dell'oca. Lo so, però volevo vedere. Noi stiamo facendo un Questo è il senese, io sono della tartaruga. Tartaruga. Sono 10 anni che non vinco. Anche lei? Sì. Senta, stiamo facendo MTV Trip, no? È possibile venire a Siena? Ecco adesso il trufolo. No, è MTV Trip, è un programma... No, noi andiamo in giro con un carro da funebre, pensi. Allora... Perché cosa sta facendo? Cosa si tocca? Allora, volevamo venire a fare una cosa con voi contro Daioli, ma divertente. Non credo proprio, guardi. Se Perché ne vada no? all'oca a fare le sue Ma pagliacciate. no, guardi, anche Loca mi ha detto di no, per cui... Allora... Senti, c'è qualcuno tipo del Nibbio? Pronto? Cercavo se mi passava uno del Nibbio. So io. Vabbè, è uguale a quello della tartaruga. Sì. È un po' più incazzoso però. Che vuoi? No, dicevo, facendo MTV Trip, la tartaruga e Loca vorremmo fare delle riprese divertenti con voi Io senesi sono Nibbio. che siete... Sono 15 anni che non vinco, non mi 15? rompi di coglioni. No, ma senta. No. Non c'è qualcuno di qualche contrada che almeno ci dica sì? Non credo. Non credo che... Senta, Ora quella ti faccia levi. del cazzo lì ce l'ha sempre oppure solo a quest'ora del giorno? Bene, mi sembra che siamo a posto, D'accordo, Mi ha fatto molto piacere averla con Anche a voi. me, anche a me. Arrivederci, Ehi, mi Arrivederci. raccomando, in gamba, Grazie.
pazzesco pensare che proprio questo qui è il giro che fanno i cavalli al palio. Poi lì c'è la curva di San Martino, qua scalpitano i cavalli. Bisogna farlo, no? Sì, vabbè, cioè non è che ci mettiamo a fare le corse. No, già a piedi ovviamente. Sì, no, dico, non è che conta chi vince, facciamo un giro, una passeggiata. Sono caduti dei soldi, Una figa che ti guarda. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course Non vedo l'ora di essere alle Grand Cayman a osservare il Pacifico e ascoltare i gaviani. Messina e Reggio Calabria. Ah, infatti dico, non vedo l'ora. won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard, it's love. E poi in fondo abbiamo visto dei posti meravigliosi, la gente meravigliosa, cioè. Sì, però bisognerebbe dimostrare qualcosa, capito? Ho capito, ma anche lui, capito? Cosa gli possiamo dimostrare? Potresti avvicinarvi un po' a me? Dov'è? Dov'è? Indovinate un po'? Dobbiamo venire lì a piedi? No, vi porto su con una gru. Ah! Dono, ti dispiace un po' che ce ne andiamo dalla Toscana? Oh, mi spiace sì. Ti spiace, eh? Mi spiace, la Toscana è il posto a cui sono legato. No, no, ma tu esattamente di che anno sei? Sono del 15. Del 15? Sì. Quindi hai 85? Oh, basta fare il conto. Vabbè, scusa, eh. Oh, 15 ce l'avrò, 22. Ma non mi hai mai raccontato niente della mia mamma, cioè di tua figlia? Non... Oh, tua mamma...
Ma è una brava donna. Sì, Io, è tua figlia. io l'ho sempre educata nel migliore dei modi. Ma c'è qualche episodio Ma bello? sì, io mi ricordo sera insieme a Natale. Lei diceva, oh babbo. Dicevo, Aspetta, perché già questa cosa di te e mia mamma insieme a Natale mi... Si era aperto i regali, si era fatto insomma il solito pranzo, il primo, il secondo e l'antipasto, che si era pieni come dei uniti. Sì. Ma tutti con le fasce così ti puoi immaginare, insomma sai un po' col vino. E non lo sai come si fa, no? Sì. A un certo punto mi dice, mi sento un po' bene, mi sento qua, ti sto bene in compagnia vostra, mi sento chiusa. Mi sento chiusi? Io devo lasciarti andare, lascia scorrere. Guarda, non so com'è, ma ho paura di sapere come andrà a finire questa storiella. Allora lei mi disse, cosa devo fare? Quando mi sento, come dire, mi sento che sto scoppiando, ma non so come liberarmi, come affrontare l'amici, e io dicevo, guarda, quando tu sei con queste situazioni c'è una sola cosa da fare. Tu devi lasciarti andare. Anche se sei a tavola, tanto fa allegria. Che cosa fa allegria? Te ti tiri belle scorregge. Ma pensavo... E allora si tirò ste scorregge tutti quanti. Viva. Si fece una gara. Chiaro. Tanto ridere, anche la nonna poi si mise di puzzo buono. Anche lei. Chiaro. Quanto ridere. Delle risate, Ma la nonna diceva la poesia di Natale con tutti, There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secret words will tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. Ciao Luca. Ciao pa. Allora Carlo invita Sergio e Remo a cena. Però ci sono solo 2 sedie. A questo punto... Ragazzi, vi ho già presentato mio papà. Vabbè. Buongiorno. Chi dei 3 rimane in piedi? Remo. Hai indovinato? Giusto, Remo! Bravo! Papà. The smokestack spitting black soot into the sooty sky. The load on the road brings a tear to the Indian's eye. Siamo rientrati alla pubblicità. Siamo rientrati. Sì, siamo rientrati, sì. Paolo Gestisoglu, questo ragazzo, nostro amico, che ci è venuto a trovare un sacco di volte. Buonasera. È vicino qua, noi gli siamo vicini e vediamo anche, come dire, la sua crescita, ragazzo che ha avuto dei problemi e ce ne parli. Cosa? Non volevo parlare, sono venuto a parlare del film io. Film. Tandem. Questo ragazzo ha fatto un film sulla mafia, sul pizzo, sullo stupro. No, guarda, si sbaglia, c'è È una cosa che lui ha vissuto in prima persona, perché la sua mamma, di cui mandiamo una fotografia, è stata stuprata da 4 albanesi. Ma non è scusa, che hanno ripetutamente approfittato di lei. Dottor Costanzo, scusi. E allora diciamo che la mafia non esiste. Diciamo che lo stupro non esiste. Diciamo che è un'invenzione della televisione, No, ce la siamo inventati noi a mafia. No, lei non era. Non mi faccia piacere, lei è ipocrita. Ma no, ho solo detto che Lei è mia mamma non è ipocrita. Ho solo detto che mia mamma non è stata stuprata. Questo ragazzo ha pagato il pizzo per anni.
e non ha paura di venirlo a dire in televisione? Ma io non ho pagato nessun pizzo. Questo ragazzo di cui mandiamo in sovrimpressione l'indirizzo e il numero di telefono. Ma perché manda il mio indirizzo per televisione? Lui Ma è perché? stato massacrato e stuprato da 4 albanesi. Ma non è vero! Ma Ecco, non è vero! E allora diciamo che gli albanesi non esistono. Ma non ho detto questo! Ho Lei detto è che non è vero ipocrita. che io sono stato stuprato! Va bene, lasciamo la parola a Paolo che si trova. Ma mi fa perdere la pazienza. Tu, No, parli. volevo solo parlare. Grazie. Volevo solo parlare del mio Consigli figlio. per gli acquisti. Questo programma è offerto da Gli Allegri Scoppia in Mano. La tua festa non decolla? Gli Allegri Scoppia in Mano! La fidanzata ti ha lasciato? Gli Allegri Scoppia in Mano! Compra anche tu Gli Allegri Scoppia in Mano, il prodotto per rallegrare la tua vita. E siamo qui sull'autostrada per la Liguria. In Liguria ci sono gli scogli, capo, a me non piacciono gli scogli. Perché? Perché ci finisco dentro, non riesco mai a, capito? Non riesco a saltare da uno scoglio all'altro. Mi viene la polponite. La polponite mi viene la malattia del polpo, mi crescono delle ventose sulle mani. Eh beh, certo, sei già così bellino, se ti crescono anche le ventose siamo. Sì, capo! Ma sì, amore, ma sì. Ma cosa vuol dire? Ma sì che ti voglio bene. Torna. Sì. Scusa un attimo. Così. Oh, cazzo guarda. Niente, sono cieco. Ti richiamo. Cara mamma, approfitto di questa scenografia rosa che ricorda appunto la mamma per parlare con te. Buongiorno, mi scusi, lei è la mamma di? Purtroppo di Luca. Ah, ecco, come vive questa condizione? Male. È tanto tempo che sono distante, è come un treno che passa, senti, il treno che passa. Ecco, questo è il ricordo che costantemente io ho di te. La cosa più bella di Luca è la sua generosità. Quanto sei dato? 18.000 lire. Ah, però io ho pagato l'aperitivo ieri sera. Io vabbè, ho pagato un'altra volta. No. La mia mamma, che mi manca un po', perché da tanto tempo non vedo, e a cui forse ho fatto anche qualche marachella, e a cui devo anche qualche spiegazione. Ma vuole approfondire l'argomento? Io di no. Le supposte mercati di peluche le ho messe io. Questo lo devo confessare, tu me le davi, io scaldavo il termometro. 0 sotto 0. Tu mi davi le supposte, io la fede non l'avevo e le ho messe nel mercati di peluche. È molto disordinato, molto. Ero io a non tirare l'acqua, cioè non mi dimenticavo, ma no, giuro, io avrei anche tirato l'acqua, mi ricordo che tu mi dicevi tira l'acqua. Sì, qualche volta sì. E non la tiravo, ormai l'ho fatta, però mi ricordo sempre di te, perché tu sei la mia mamma, è come un treno, il tuo ricordo rimane qui, nella testolina. Ciao, Rosalina. Buongiorno signora. Buongiorno. Dunque, lei è la mamma di? Sono la mamma di Paolo. È fiera di questo? Beh, sì. Senta, vediamo che sta cucinando per i ragazzi. Infatti. E Paolo com'è con a tavola? Ma ha delle preferenze? Con la forchetta, insomma, gli piace molto, gli piace un po' di tutto, specialmente le cose genovesi. Panzotti, per esempio, come questi di adesso. 1 chilo di panzotti, un cucchiaio di sugo di noci, secco.
scusate, io devo assaggiare, abbiate pazienza, ma... No, lasciamo mi sembrano pochi, no. Che figura, guarda, che mi hai fatto fare, che figura. Stefanelli, l'operatore, ha dato di stomaco al casello di Tortona. Panzotti interi. Poi la torta pasqualina, bella, bella. Allora, sono 7 strati di pasta fresca. Tu metti pasta fresca, la sua verdura, la sua pasta fresca, la sua uova, la sua verdura, esatto, la sua uova, esatto, la sua carciofa. Carciofi, le punte, le togliamo? Ma al pronto soccorso è finito uno. Bene. Il vino sughero. E questo, nebbiolo, sughero. Vai bere dei tappi. Bene. Avrò la casa piena di amici. Grazie. Solo una cosa ti volevo dire, mamma. E anche a papà. I mignon che erano lì nella credenza, molti erano già aperti, erano già finiti. Chiedete alla nonna. Tu hai mai avuto una donna? Sì, capo. Certo, capo. E com'era questa donna? Era a Fantasilandia. Era bellissima. Si chiamava Brigitta. Brigitta? Era bionda, alta, coi boccoli, gli occhi azzurri, i capelli biondi, gran seno, magra, $300.